Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1187 di oggi, martedì 5 maggio del 2026. Ei fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa attonita la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale. Ne sa quando altra orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Vergin di servo encomio e di codardo oltraggio, sorge or commosso, com'è che diceva, al subito sparir di cotanto raggio, e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Perdonate, ma il 5 maggio a me, oltre a una famosa sconfitta dell'Inter, che comunque ha vinto lo scudetto, complimenti, cioè ricorda soprattutto il Gran Corso, come veniva chiamato, ovvero sia Napoleone Bonaparte. Intanto vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 le vostre zappe, oppure 0292947222, soprattutto dopo le 18.35, quando avremo con noi il... E adesso tra poco avremo un bellissimo qui Parlamento. Abbiamo il piacere di ritrovare stasera l'onorevole Tiziana Nisini, parleremo scusate, parleremo di prevenzione
del tumore al seno. Mi raccomando, care ragazze, controllatevi da 0 a 99 anni e più, controllatevi, ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io do il bentornato all'onorevole Tiziana Nisini. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Grazie. È sempre un piacere, è sempre un piacere. Allora, caro onorevole, sappiamo che sta lavorando, ha presentato una proposta di legge sull'istituzione di una scuola specializzata, di specializzazione in chirurgia senologica. Cioè, in Italia mancava una scuola del genere, davvero? No, allora, in Italia c'è una scuola di specializzazione in senologia all'interno del percorso di chirurgia generale, però è un percorso che non è abbastanza, nel senso che si tratta di uno step di 6 mesi all'interno di 5 anni di chirurgia generale. La mia proposta, che non è mia in realtà, ma è una proposta fatta dai senologi che tutt'oggi svolgono questa professione, perché rispetto a quelli al lavoro oggi, tra poco se ne andranno in pensione e si rischia di non avere più senologi. Questo perché questo corso di studi è frammentario e non è di fatto, perdonatemi il termine, appetibile rispetto ai ragazzi che intraprendono un percorso universitario. Questa proposta di legge riorganizza il corso di specializzazione in senologia inserendo 2 anni di specializzazione con pratica clinica e chirurgica all'interno del percorso di chirurgia generale, proprio per far sì che i giovani possano intraprendere questo percorso che di fatto diventa vitale per noi donne. In Italia ogni anno si registrano oltre 60.000 casi di tumore al seno e queste persone sono una garanzia di vita per noi donne. Ve lo dice una donna, la sottoscritta, che praticamente 1 anno fa è stata operata di tumore al seno e lì è entrata in questo mondo, è entrata in contatto con tutti questi professionisti della vita che hanno lanciato questo grido d'allarme, hanno paura, non ci sono più senologi, tanti di loro presto andranno in pensione, non c'è ricambio generazionale. Quindi c'è l'urgenza di organizzare questo percorso di studi, perché ovviamente un percorso di studi è fatto con una base di 5 anni più la specializzazione e la pratica, e quindi si rischia di arrivare troppo tardi. Ecco, a maggior ragione abbiamo bisogno di professionisti formati per combattere questo tumore che è particolarmente odioso, io credo anche da un punto di vista non soltanto estetico, ma credo anche psicologico, per una donna. O mi sbaglio? No, assolutamente, perché il tumore, cioè nel senso, non si risolve con l'asportazione del tumore, cioè tutto parte dalla diagnosi, e da lì per una donna, ma per chiunque, comunque a chiunque venga riscontrato un tumore, parte un percorso molto lungo che è fatto comunque di esami, è fatto di intervento, della convalescenza, è fatto di cure post-operatorie che durano anni, nel senso nel mio caso le cure dureranno 6 o 7 anni, quindi è un percorso molto complicato che comunque ti cambia la vita, perché comunque ti sottopone a delle regole che magari prima non avevi e quindi ti devi riabituare, ti devi riorganizzare la vita. E queste persone, in questo caso i senologi, ma insieme a tutti i medici, gli specialisti che seguono la donna in questo percorso molto lungo, sono essenziali, perché se una donna sa che ci sono degli specialisti, delle persone formate, delle persone insomma in grado di poterla accompagnare, si sente anche più sicura e quindi a livello psicologico è un aiuto importante. Questo sicuramente. Onorevole, senta, lei che cosa direbbe a una donna che si trova davanti a una diagnosi, insomma, di tumore al seno come è toccato a lei? Glielo chiedo con tutta la delicatezza del mondo perché, come sa, anche io sono passato attraverso la prova del cancro, non al seno, da un'altra parte, però so che cosa significa, insomma, quando il medico alza gli occhi e ti dice lei ha il tumore.
Diciamo che è un urto potente, che ti travolge, quindi la vita ti cambia da un secondo all'altro, ti cambia radicalmente. Però io dico alle donne di essere forti, perché fortunatamente pur essendo tantissimi casi di tumore, e lo devo dire in tutta onestà, le proiezioni indicano un aumento dei casi, la ricerca ha fatto passi in avanti, tanti passi in avanti, e quindi tante donne vengono curate. È un percorso lungo, a volte faticoso, sia a livello fisico che a livello psicologico, però si guarisce dal tumore. Io credo che la testa, la lucidità, la tranquillità sia una delle medicine più importanti in questo percorso. Non è facile, però bisogna affidarsi ai cari, bisogna affidarsi alla medicina, bisogna affidarsi a queste persone e comunque cercare di essere, anche se è facile a dirsi, difficile a farsi, essere il più tranquille possibili. Io l'ho fatto anche perché, avendo al fianco delle persone così specializzate, così formate, mi hanno dato tanta tranquillità e tanta serenità. E quindi non è facile, bisogna fare rete. Ovviamente ci sono donne, ognuno di noi è diverso dall'altra, tutti noi siamo diversi, c'è chi l'affronta in un modo, chi l'affronta in un altro. Ecco, noi donne in questo caso, che abbiamo avuto anche questa esperienza e abbiamo superato il momento più difficile, dobbiamo fare rete con le donne che magari sono più fragili, o anche le donne che sono più sole, perché non tutti hanno nella sfortuna della diagnosi del cancro, o comunque hanno la fortuna, come ho io, di essere circondata da persone, più o meno amici, però comunque non mai sola. Ci sono donne che spesso affrontano questo periodo così difficile e complicato da sole. Ecco, la solitudine è un elemento molto negativo e che appesantisce un po' questo percorso. E quindi fare rete, ma soprattutto fare prevenzione, fare controlli su controlli, perché se si fanno i controlli, io dico annuali, che arriva il cancro, si può prendere per tempo. Non bisogna sottovalutare la cosa, bisogna controllarsi, bisogna informarsi sempre e avere attenzione, perché i casi sono tanti. Io ho tante amiche che purtroppo anche loro stanno attraversando questo periodo. Bisogna controllarsi. Preso in tempo, diciamo, diventa innocuo, ecco, diventano meno pesanti anche le cure, le terapie successive. Esattamente, io la ringrazio come sempre per l'umanità della sua testimonianza e del suo impegno politico sotto questo profilo, proprio perché la politica è la più alta forma di carità possibile. Avere cura degli altri è un atto di carità, che non vuol dire elemosina, ma vuol dire grazia, vuol dire amore per il prossimo. Quindi la politica, come vedete, serve anche a fare cose belle. Quando vi dicono sono tutti uguali, non è vero, sono chiacchiere da bar. Senta, onorevole, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Allora, adesso il mio obiettivo primario è questo. Questo per me è l'obiettivo più importante, perché questo disegno di legge è vero che reca la mia prima firma, però è una proposta di legge delle donne e per le donne, per le generazioni attuali e per quelle future. Tra poco approderà alla Camera il decreto 1° maggio, quindi il decreto lavoro, con tante novità in tema di lavoro, e un decreto che pone fine alla diatriba tra salario minimo, contrattazione collettiva, e quindi un passo in avanti anche per i salari bassi, e è un passo importante per veramente mettere un punto sui salari che dovranno essere dignitosi per tutti. Quindi un altro passo in avanti che questo governo fa in tema di lavoro. Innanzitutto abbiamo ridotto la disoccupazione, aumentato l'occupazione con contratti a tempo indeterminato maggiori rispetto a quelli a tempo determinato da che si è insediato il governo. Adesso stiamo lavorando sul valore economico dei salari. Molto bene. Allora, onorevole, io la ringrazio, le auguro buon lavoro e al piacere di riaverla presto. Grazie ancora. Grazie. Adesso, prego, è sempre
Arrivederci, è sempre benvenuta. Adesso pausa e poi torniamo con i War, Low Rider 1975, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 18:35 minuti in questo momento, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata
numero 1187 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di questo 5 maggio dell'anno del Signore 2026, ma in particolare, signore e signori, noi tra poco dovremmo collegarci con il senatore Claudio Borghi Aquilini, che ha molte cose da raccontarci, cose che riguardano, diciamo, le ultime settimane e soprattutto gli ultimi sviluppi in tema di politica, e quindi nella nostra, come si dice, nella nostra scuola di magia avremo modo di discutere questo e molto altro ancora. Le sorprese non mancheranno. Vi ricordo 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222, il telefono è aperto. Naturalmente vi invitiamo a intervenire sui temi che saranno affrontati dal senatore Claudio Borghi, quindi tenete le orecchie bene aperte, perché vi garantisco che non mancherà il motivo di riflessione e di spunto personale. Andiamo a dare un'occhiatina adesso sull'ANSA, signore e signori, eccoci qua. Di nuovo il Papa che se la prende di nuovo Trump che se la prende col Papa. Trump attacca ancora il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici, Parolin, Leone va avanti per la sua strada. E poi ancora l'addio al campione, l'ultimo saluto a Zanardi, la morte si è presa il corpo ma non l'anima. Sempio non risponderà ai PM, le gemelle K in caserma per la deposizione, Garlasco. La CBS, 2 navi militari USA hanno attraversato lo stretto di Hormuz, gli Emirati Arabi Uniti attacchi dall'Iran. E poi ancora, vediamo un pochettino, ascoltami per aiutarmi, l'evento di telefono azzurro per la giornata contro la pedofilia. Io vi ricordo che si è appena conclusa la giornata bambini vittime contro la pedofilia dell'associazione Meter di Don Fortunato di Noto. C'è stata una bellissima manifestazione domenica 3 in quel di Piazza San Pietro. Il caso al largo di Capoverde, l'OMS, possibile trasmissione dell'antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera. Sapete che c'è questa nave al largo di Capoverde in quarantena, ha la famosa bandiera gialla, quella che si mette sulle navi in quarantena, da cui il famoso titolo del leggendario programma di Radio Rai che aprì ai giovani. Cerimonia al Quirinale, Mattarella, il cinema vanto del paese va sostenuto. Il caso Uruguay, cioè caso Minetti, arrivate in procura generale le prime risposte dall'estero. Il killer della Uno Bianca Belve ci chiedevano di uccidere, dopo quasi 40 anni scopriamo questo piccolo particolare. La polemica, l'UE, condanniamo la decisione della Biennale, non sia una vetrina per la Russia. Infine il Vespucci è pronto a salpare verso gli USA per i 250 anni della indipendenza. Vi vorrei ricordare che più di 60 anni dopo l'incontro con una portaerei americana c'è stata un'altra portaerei americana che ha incontrato in mare la Vespucci e ha ribadito il concetto: siete la nave più bella del mondo, a voglia se lo è. Bene, che altro possiamo dire di tutto questo? Diamo un'occhiatina pure alla BBC in attesa di entrare in contatto col senatore Borghi, che tra poco ci raggiungerà per la puntata di quest'oggi. Vi ricordo di Scuola di Magia. Per il momento non risponde, comunque il telefono resta aperto allo 0292947222, anche perché vi annuncio, a questo punto vi posso svelare i temi, 2 temi, uno la Libia ma l'altro è, lo avrete visto tutti qualche giorno fa, pubblicato su Truth Social, un articolo di Breitbart. Breitbart è una specie di dagospia di centrodestra, però americano, e insomma di area trampiana, e Donald Trump ha ben pensato di pubblicare questo articolo in cui Breitbart ha intervistato uno che voi conoscete bene, e cioè Matteo Salvini, il segretario della Lega, ministro dei trasporti, nonché
vice premier, e qui in Italia c'è stato qualcuno che ha detto: ma non è che The Donald ha pubblicato questo articolo perché aveva voglia di sottolineare, di chiarire qualcosina a Giorgia attraverso questa pubblicazione? Ma noi adesso ci facciamo spiegare per filo e per segno tutta la questione della scuola di magia, per cui sigla. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:41 minuti e 17 secondi. Signore e signori, ecco qui il padrone di casa del martedì, che è il nostro senatore Claudio Borghi Aquilini. Senatore, buonasera e bentornato. Buonasera, volevo innanzitutto scusarmi per settimana scorsa, ma ci sono delle volte dove purtroppo mi piacerebbe, Senatore, come sempre, essere qui con voi, ma capita che mi arpionano da qualche parte e vabbè, anzi, come vi racconterò, una delle cose che ho fatto settimana scorsa che mi è sembrata secondo me molto interessante, vi racconterò per quello che posso raccontarvi ovviamente, perché è tutto segreto. allora. Sono andato col Copasir in Libia e secondo me ci sono delle cose potenzialmente molto interessanti per il nostro paese. Viceversa, volevo innanzitutto informarvi che altri maghi stanno comparendo all'orizzonte, perché per una certa stampa che vabbè, io ormai ho finito anche gli aggettivi, no, con cui insultarli, il fatto che siamo riusciti settimana scorsa a fare un piccolo cambiamento all'interno della risoluzione, quella dove si davano istruzioni per l'atteggiamento dell'Italia che deve avere nei confronti dell'Unione Europea, per quello che riguarda le possibilità di spendere per venire un attimo incontro al contrasto di questa situazione che è sotto gli occhi di tutti per l'energia. Insomma, non si sa perché i nostri alleati volevano che si stesse tutti zitti. E perché? E io non continuo a non capire, no? Se l'intento è continuare a farci del male oppure no, perché sai, ci sono delle cose dove io posso capire che noi della Lega facciamo in questa festa perché vogliamo delle cose che magari non sono dove gli alleati non sono del tutto d'accordo per vari motivi più o meno ovvi. Non so, vi faccio un esempio fra tanti. Oggi non so se avete visto, stanno cominciando a venire fuori un po' di risultati di bilancio di alcune grandi banche. Sì. E vengono fuori degli utili di stramiliardi. Ora, questi utili di stramiliardi, ma secondo voi dalle tasche di chi escono? Cioè, una banca italiana, da chi li fa questi utili? Dagli italiani. Li prende dal Centrafrica oppure li prenderà dagli italiani? Ecco, il problema è che li prende dagli italiani perché uno dei motivi, forse anche quello più semplice, potrebbe essere che con i tassi di interesse un pochettino più alti, quello che normalmente era la differenza fra il tasso minimo e il tasso massimo che applicavano fra il conto corrente e, tanto scusate, ma voi mi prendete sempre che io sono in trasferimento, sto entrando in quel momento, in questo preciso momento, nella mia bellissima reggia di Roma, perché voi non lo sapete, ma io possiedo un tempio intero, no? Tutto mio, no? Qua a Roma, perché con i lauti guadagni che faccio con la politica ho deciso di comprarmi
questo attico, super attico e così via, e purtroppo no, invece è esattamente lo stesso modello di casa che avevo quando studiavo all'Università a Milano, no? Mi faccia capire, senatore, tipo angolo bagno, tac, angolo cottura, tac, vino in cartone, tac. Senatore, stia attento perché poi la portano, no, se non lo cuoce il cibo poi le finisce come Artemio, eh. Esattamente così. Allora, dato che quando c'è stata la manifestazione, almeno quelli della community sono venuti a vedere casa mia a Milano, che è oggettivamente una bella casa, ma comprata ovviamente prima di fare politica, no? Perché sennò altrimenti. Viceversa, questa che invece è quella che ho preso in affitto, diciamo così, dopo aver iniziato a fare politica e oltretutto soltanto non molto tempo fa, perché ne avevo le palle piene di girare tutti i bed and breakfast di Roma, no? E similari, sono esattamente tornato indietro nel tempo, quindi sono tornato nella casa così come era quella di quando andavo ragazzo all'Università a Milano, no? E simili, e che ha più o meno le stesse caratteristiche, vale a dire molto in centro, ma microscopica, col risultato che purtroppo all'epoca con le ragazze funzionava anche male, no? Perché vedeva la casa in centro, no? Che sembrava chissà che cosa, poi c'entrava e diceva vabbè, che cazzo, ma cos'è il sottoscala di Harry Potter? No. Cioè, Quindi, insomma, mi scusi senatore, non per essere indiscreto, ma diciamo così, per un incontro galante dovevate fare il teorema di Pitagora. Assolutamente sì, ma non si faceva. Mi scusi, a un certo non per andavano cosa, via sdegnate, no? Perché dicevano ma come, mi hai illuso con l'indirizzo e poi dopo, nonostante l'indirizzo prestigioso, in realtà trattavasi di sottoscala barra come si chiama, locale pattumiera, no? Quindi va bene. Qui sono esattamente nella stessa condizione, per cui sono piuttosto in centro, qua a Roma mi fa piacere, però è piccolina, ma non importa, è piccolina, ma a me mi piace. Dico apposta per far rimarcare la cosa. Comunque il punto che cos'è? Che in realtà nostri brillanti alleati, no? A un certo punto che possono tranquillamente, normalmente essere d'accordo su cose che sono di utilizzo ai cittadini, quando noi diciamo ma scusate, ma guardate quei miliardi che vengono fatti dalle banche, che vengono quindi poppati dai cittadini, perché? Perché i tassi sono saliti e quindi loro continuano a darti zero sul conto corrente, dall'altra parte però adeguano ovviamente ai tassi di mercato i tassi passivi, no? Col risultato è che tu porti i soldi alla banca e queste ti danno zero, e dall'altra parte se tu hai bisogno di soldi, una volta già ti chiedevano, che cazzo ne so, 7, adesso ti chiedono 12, no? Perché se sono saliti i tassi, perché di qua e quindi fanno un botto di soldi. Oltretutto automatizzano tutto, e quindi col fatto che automatizzano tutto licenziano la gente, perché il sistema bancario sta perdendo un sacco di addetti, e quindi tu una volta nel bene o nel male andavi dalla tua filiale e non dico che venivi trattato bene, perché insomma quelle sono parole grosse, però almeno avevi qualcuno con cui rivolgerti, no? Adesso nulla, perché se l'app non ti dà soddisfazione, dopo c'è l'assistente virtuale, c'è il call center dell'Albania, no? E cose di questo tipo. Il risultato, fuori gli impiegati. E quindi voi capite che dal punto di vista di un politico, con tutto il bene che io voglio per le nostre bellissime aziende bancarie, che le amiamo tantissimo, però un sistema economico tale per cui tu fai tanti più soldi quanto più gente licenzi e spremi i cittadini con la differenza dei tassi, insomma non è così strano se io penso di fare una tassa sugli extra profitti, no? Ma per il bene della società, cioè a un certo punto, no? Se la situazione è quella, parte di questi soldi devo rimetterli nel circuito, perché sennò altrimenti che sistema è?
E sappiamo benissimo che c'è sempre qualcuno che si mette di traverso dicendo che no, non si può fare. Poi il fatto che ci sia magari una famiglia che ha tuttora forte peso su questo partito, che possiede una banca, cioè, come dire, no? Poi alla fine può anche essere che sia una delle motivazioni, no? Tale per cui uno sceglie di fare queste cose, però insomma ne veniamo a una, cioè adesso a un certo punto glielo riproporremo, gli diciamo guarda, facciamo i conti in modo tale che quella lì no, però facci prendere un pochettino di soldi dalle banche, facci ridistribuire e vedi che secondo me non guasta. Adesso ci riproveremo. Detto questo, in teoria, per quello che riguarda invece chiedere di sforare sul patto di stabilità, non dovrebbe esserci nessuno che si mette di traverso, perché non stai prendendo soldi a nessuno. Certo. Allora, redistribuzione significa che prendi i soldi a qualcuno e li do a qualcun altro, no? Ogni volta che sentite rimodulazione, ridistribuzione, c'è sempre qualcuno che magari riceve qualcosa, e di solito si cerca di dare al maggior numero possibile, quindi arrivano due spicci, e qualcuno che viene inchiappettato. Il risultato sono tutti incavolati, perché se tu sei dalla parte di quello che deve pagare, sei inferocito perché dici io già pago di solito tanto da tutte le altre parti, non capisco perché dovresti prendere a me. Se sei dalla parte di quello che riceve, dici vabbè, ma insomma mi stai pigliando in giro €1 in più al mese, no? Quando magari devo fare il pieno e già ogni pieno io ne perdo 20 o 30 rispetto a quello che era prima, vuol dire che non hai ben presente com'è la situazione. E quindi cosa succede? Che se tu non fai la ridistribuzione, la tua soluzione è fare più deficit. È possibile fare più deficit? Perché, oddio, se no il fardello delle future generazioni e cose di questo tipo. Allora, posto che la futura generazione arriva se la generazione attuale sopravvive. Questo, tutti quelli che hanno sempre sto pensiero per le future generazioni, non si sa perché, ma è una cosa a cui tendenzialmente sfugge. Cioè, chi ha fatto soldi negli anni '80, e sono stati tanti, chi più chi meno, no? Perché mio padre non era certo l'imprenditore che andava avanti a furia di tangenti, mio padre era un impiegato da Pirelli. Però negli anni '80, essendo che c'era una crescita economica, lui stesso che era impiegato da Pirelli ha avuto un miglioramento economico non male. Da impiegato normale ha fatto i suoi 2 o 3 scatti di carriera che erano quello che gli bastavano per fare una vita dignitosa. Perché? Perché c'era crescita, ok? Allora, la questione che cos'è? Che chiunque mi dica che io adesso devo tirare la cinghia, no? Perché se no altrimenti il futuro delle giovani generazioni, delle prossime generazioni, probabilmente non ha ben presente come funziona il sistema economico intergenerazionale. Perché se sono un impiegato, funzionava come è funzionato per mio padre, se sono un imprenditore, suppongo che sia mio interesse lasciare alle future generazioni un'azienda che funziona, non un'azienda che è fallita. Perché se no, altrimenti io adesso risparmio e quindi non do l'aiuto che serve per fare un problema oggettivo, che è la questione energetica, e tenere salve le mie imprese e quindi chi ci lavora poi dopo in queste imprese, oppure li facciamo fallire. Allora mi dite voi, io quel risparmio che io ho fatto oggi, dov'è che va a finire in guadagno per le future generazioni? Ci abbiamo già provato con Monti, Certo. Cioè, non è che non abbiamo degli esperimenti, no, per dire come funziona. Con Monti, con questa storia qua, stiamo spendendo troppo, via, tagliamo le pensioni, mettiamo le tasse ai ricchi, che si chiamava IMU, no, e che quindi erano tutti, Sì. perché ovviamente
la tassa ai ricchi per funzionare deve essere fatta su tutti, no? Se no, altrimenti i ricchi giustamente prendono e se ne vanno il secondo dopo, no? Da che tu gli hai detto che ci sono le tasse. Tant'è vero che stiamo facendo il contrario e funziona, perché a Milano o in generale così, perché stanno andando bene? Certo, perché c'è la flat tax per i ricchi, no? Dici, ingiusto che sia, sì, però intanto era gente che prima probabilmente sarebbe stata a Londra e che invece in questo caso vengono a stare da noi e spendendo un botto, perché ovviamente arrivano a prendere in affitto la casa, dopodiché se la vorranno arredare, per arredare ci avrai una schiera di falegnami, cose, quello che vende la lampada, quello che vende la poltrona, quello che gli vende le stoffe, quello che gli vende il materasso, quello che gli vende il cuscino, le coperte, no? Tutta quella roba lì. Il risultato, l'economia prende e gira, no? Ok, questo in altri casi invece, se anche quello che c'è qua se prende e se ne va a Londra, casa sbarrata e non serve assolutamente un cazzo. Il fatto quindi di dover fare un pochettino più di deficit dovrebbe essere accolto un po' da tutti con comprensione, perché dice sì, ok, certo, se c'è un momento in cui serve mettere un pochettino di gas nell'economia per sostenerla in un momento difficile, questo è perché noi abbiamo guerre in giro che non sono sicuramente colpa nostra, no? Con il risultato che il costo dell'energia ci sta andando a livelli non sostenibili. Questo costo dell'energia si riflette sulla nostra competitività, perché se in Francia, che hanno il nucleare, le società pagano l'energia 10 e noi invece dobbiamo pagarlo 30, è evidente che questa società nostra potrà anche fare i prodotti più belli del mondo, ma c'è il rischio che quella francese prenda lei la commessa, no? Rispetto alle nostre. Quindi tu devi cercare di fare in modo che sia un campo da gioco livellato. In condizioni normali cosa succederebbe? Vale a dire prima del maledetto euro, che viene fuori uno shock energetico. Gli operatori di mercato dicono ma c'è uno shock energetico e la Francia ha le centrali nucleari e l'Italia invece importa gas. E dove lo importa gas? Lo importava dalla Russia e non può, perché gli dicono che non può, invece noi dovremmo potere, però per adesso ci dicono che non possiamo. E allora l'aveva sostituito questo gas che importava dalla Russia con il gas che arrivava dal Qatar. Ma guarda caso adesso non arriva neanche il gas dal Qatar perché è chiuso. E quindi che cosa faccio? Probabilmente continuerà a comprare energia pagandola tanto da altre parti e importerà energia elettrica fabbricata col nucleare francese. E quindi gli operatori di mercato, come ero io all'epoca, quindi so come ragionano, cosa fanno? Dicono, che bello, allora se le cose vanno così, compro il franco francese e vendo la lira italiana, perché c'è un fattore positivo per la Francia e c'è un fattore negativo per l'Italia. Così facendo cosa succedeva? Succedeva che salendo il franco francese e scendendo la lira, i prodotti delle aziende francesi che avevano il vantaggio dell'energia più bassa veniva compensato dal cambio che saliva e quindi i loro prodotti, il listino dei loro prodotti costava di più. Viceversa, sul mercato internazionale, il listino delle aziende italiane, col fatto che la lira scendeva e quindi svalutava rispetto al franco francese, avevano un vantaggio perché il suo listino prezzo, essendo in una moneta che aveva un prezzo più basso, diventava più conveniente e quindi stavano a galla sia le ditte francesi che le ditte italiane senza che nessuno avesse un vantaggio particolare. Se non c'è più questo meccanismo che c'era dalla notte dei tempi, quindi non è che era un caso che funzionasse così, qui c'è qualcuno che si prende un vantaggio e dall'altra parte c'è qualcuno che se la prende nella saccoccia. E allora l'unico modo che tu puoi avere per evitare di far fallire le tue aziende rispetto alle aziende francesi è
sussidiare per tramite del deficit la bolletta energetica, in modo tale che sia le famiglie che le imprese non debbano chiudere baracca. Dovrebbe essere tutto così, ma viceversa invece non era tutto così. Il risultato che cosa è stato? È stato che noi abbiamo dovuto impuntarci, abbiamo dovuto costringere i nostri fieri alleati a scrivere dentro nella risoluzione che bisognava chiedere di attivare il famoso articolo 26 del patto di stabilità, che consente quindi, per delle situazioni che sono fuori dal nostro controllo, di sforare il maledetto patto di stabilità, che quindi significa che non puoi spendere anche per dei motivi più che buoni come è questo, e abbiamo dovuto farglielo mettere a viva forza. Piccolo problema, io ero in Libia, e quindi chi ha potuto mettere, e quindi alla fine finisce tutto questo discorso che ho iniziato mezz'ora fa, ma io purtroppo ogni tanto sono prolisso, e quindi chi ha dovuto fargli mettere dentro a viva forza nella risoluzione quello che voleva la Lega? Il mitico Alberto Bagnai. Per questa colpa di essere stato quello che è riuscito a rompergli le uova nel paniere, perché già tutti i giornali erano pronti con la Lega tornacuccia, la Lega deve piegare la testa, la Lega che ha fatto la manifestazione per dire sforiamo il patto di stabilità, manco lo chiede dentro nella risoluzione, e tutte queste robe che noi siamo abituati ormai a leggere ogni giorno, no? Da una stampa che ha come unico nemico la Lega. Invece se la sono dovuta rimangiare, e c'è stato un articolo dove dice che la colpa era stata del cagliostro della Camera, vale a dire Alberto Bagnai. E quindi adesso abbiamo un altro mago, no? Abbiamo Bagnai Cagliostro, scritto così, cioè perché ha scritto che bisognava perché è riuscito a far scrivere su una risoluzione che bisogna tutelare le nostre imprese e i nostri cittadini, si prende del cagliostro, no? che è riuscito nel fare la magia di scrivere sulla risoluzione quello che in modo assolutamente incredibile i nostri alleati non volevano che venisse scritto. Senatore, io mi permetto di citare Sciascia. Sì, mi permetto però prima di citare Leonardo Sciascia, che in uno dei suoi libri cita questa frase: chi sterui su du minchiuno du cagliostri. Traduzione: o questi due sono due minchioni, oppure sono due molto furbi, molto svegli, capaci di rigirare bene la situazione a loro vantaggio e piacimento. Io preferirei essere un cagliostro. Detto ciò, 10 secondi di pausa e torniamo. Io faccio la scuola di magia, quindi io sono quello che mi spiega i trucchi. E poi invece ho il mio collega della Camera Bagnai che quando serve invece li fa davvero. Ecco, questi trucchi. Lui sarà Cagliostro. Poi Cagliostro, senza nulla togliere ai presenti, aveva un certo ascendente sulle donne, per cui io non vorrei dire, per carità, però abbiamo appeso il mantello al chiodo, sia io che lui. Vabbè, magari lui no, che ne sappiamo, ci facciamo i fatti nostri. Figura di uno che si sposa a 60 anni, più di così. Io mi sono sposato a 29, lui si sposa a 60. Amen. Vorrà ben dire qualcosa, no? Insomma, anche penso anch'io. 10 secondi di pausa e torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19:04. Questa è sempre Scuola di Magia col senatore Claudio Borghi. Antonino Danna al microfono con voi. Senatore, prima di riprendere è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore, Stefano, a proposito degli extra profitti. E lui dice questo: il discorso sulle banche super profittevoli, perché non incentivare e coordinare l'azionariato popolare per recuperare come azionista quel che si è dato come cliente cittadino? Grazie. Che ne pensa? Questa era la base dell'idea sulle banche popolari, no? La banca popolare
dalla famosa Banca Popolare di Milano a scendere, non so se vi ricordate, aveva come caratteristica il voto capitario. Cosa significa? Significa che nell'assemblea non contava quante azioni avevi, contava che fossi azionista, punto. Quindi tu, in quanto azionista, avevi gli stessi diritti degli altri. Per cui uno poteva avere 1 milione d'azioni, no? Ma aveva lo stesso voto di uno che ne aveva una. E questa cosa ovviamente serviva a incentivare l'azionariato popolare. Aveva certo dei suoi problemi, quando c'era qualche questione tale per cui bisognava magari cambiare il management e un po' erano d'accordo, un po' non erano d'accordo, le assemblee le facevano magari in un luogo difficile da raggiungere, ma ciononostante ci arrivavano con i pullman, e quindi vinceva chi riusciva, diciamo, a organizzare meglio il trasporto degli azionisti. Quindi non è che dico che fosse perfetto come sistema, però almeno l'intento era positivo, anche perché bene o male l'incentivo del risparmio e dell'azionariato popolare è scritto in Costituzione. Quindi non è che stiamo dicendo una cosa così, invece purtroppo tu entri nel famigerato capitalismo di forte, di forte concorrenzialità di mercato e il risultato è quello. Io mi sono permesso in una delle dirette che ho fatto nei giorni scorsi, insomma non ne facevo da un po' di tempo, ma ho pensato che fosse utile, poi magari l'avete anche data in qualche momento, di ricordare che per com'è il mondo adesso, dove ci sono grandi operatori che se la giocano da una parte e dall'altra quasi senza limiti, no? E dove tante volte vince il più grosso o similari. Se tu vuoi anche stare in una parte di nicchia, non sto dicendo che tu devi competere con le cose più grandi, no? Perché le cose più grandi ti fanno secco. Quindi l'idea che tu arrivi e riesci a competere, che ne so, con la consegna di prodotti a casa, è molto probabile che Amazon ti batte. No, nel momento stesso in cui tu parti con l'idea di voler fare, guarda, c'è una bella idea, guarda, io faccio che consegno le cose a casa, no? Amazon ti incenerisce. Viceversa, ci possono essere delle nicchie di mercato dove si può giocare una parte, o perché insistono quasi solo sul territorio nazionale, o perché sei col tempo riconosciuto come più bravo di altri, no? Nel fare determinate cose. Uno di questi esempi che utilizzo sempre per far capire è Fincantieri. Fino all'altro ieri dicevano che era un carrozzone inutile, no? Cioè Fincantieri, sì. Fincantieri, no? Cioè Fincantieri uno ci aveva in mente roba in perdita totale, sostenuta dallo Stato, perché se no altrimenti c'erano i camalli in giro e così via. Dopodiché si è passati con il problema opposto, cioè vale a dire Fincantieri uguale personale del Bangladesh, no? Che invade Monfalcone, cose di questo tipo, e fa girare i coglioni alla Cisint, no? Tanto per dirne una. E questi sono stati i due eccessi. Quello che sarebbe utile trovare in mezzo sarebbe Fincantieri, una società partecipata dallo Stato, quindi con dietro la solidità dello Stato, che ha trovato la sua nicchia, perché loro hanno il 50% delle quote di mercato della produzione delle navi da crociera. E non è poco. Cioè loro hanno in questo momento il loro portafoglio ordini che va avanti per decenni. Perché? Perché i cinesi le fanno peggio. Viceversa, noi le facciamo meglio. Ma perché le facciamo meglio? Per la costruzione dello scafo con quelle del Bangladesh? Sì e no. Le facciamo meglio perché poi quando si tratta di arredarle, di farle e così via, le nostre sono più belle. Perché? Perché ci lavorano
tonnellate di piccole, medie aziende, o c'è quella che fa il paralume, no? E lo fa magari molto bello, c'è quella che fa il marmo levigato per quelle cose e la fa molto bella, no? E così via, queste le facciamo noi. E le facciamo noi e non le possono fare gli altri, perché noi siamo bravi a farle su misura. E gli altri invece sanno solo fare produzioni di super serie, e quindi è perfettamente inutile che noi ci mettiamo in concorrenza con la Cina per fare, per esempio, una nave da carico, no? Certo. Dove ne fai 100, le fai 100 tutte uguali, perché tanto si tratta semplicemente di metterci su dei cassoni che sono standardizzati, no? E quindi quello è. Viceversa, se io voglio fare una nave da crociera che sono in competizione con altre società che fanno crociere, e io riesco a tirare la parte di pubblico migliore, se la mia è la più bella, la più elegante, la più finita bene, quella con dentro più cose, ecco che allora vincerò sul mercato, e infatti Fincantieri vince. Questo si chiama capitalismo di Stato. E non bisogna essere, dal mio punto di vista, eretici a parlarne. Cioè non è che sono comunista perché sto parlando di capitalismo di Stato, credo di essere sospettabile di tante cose, meno di non essere comunista. Ma se noi ci rendiamo conto che nel mondo così come è congegnato adesso, tu devi avere lo Stato che ti appoggia per determinate lavorazioni, e dopodiché invece devi avere la libera concorrenza tra tante piccole e medie imprese che invece fanno delle lavorazioni anche per queste grandi aziende di Stato. Io penso che significa che abbiamo trovato la quadra, no? Cioè significa che l'azienda è di Stato, ma l'azienda di Stato dà a sua volta lavoro a e non potrebbe essere diversamente, perché non puoi prendere più di tanto il privato che si sveglia la mattina e con il credito che non gli fanno le banche mettere su un'azienda che faccia concorrenza a dei colossi mondiali della realizzazione delle navi, no? Allora viceversa tu hai che lo Stato fa da, diciamo così, spalle, no? E su queste spalle larghe si appoggiano tante medie e piccole imprese che possono far valere la cosa bella che noi abbiamo, che gli altri non hanno, che è la creatività, che è la flessibilità, che è la possibilità di fare delle cose su misura, artigianali, belle, che gli altri non riescono a fare. Per cui, insomma, io penso che veramente le possibilità ci siano, però bisogna riuscire a uscire da questo pregiudizio, da questo tunnel, e da questo soprattutto il continuare a giocare con le regole scritte dagli altri. Io questo divento matto. Io divento matto col fatto che anche quelli che mi sembrano intelligenti tra i nostri alleati continuano a pensare che giocando con le regole scritte dagli altri, con l'arbitro che è dell'altro, e cose di questo tipo, tu alla fine riuscirai a vincere. Non succederà. Perché a un certo punto, se tu vincessi, arriva l'arbitro e ti fischia rigore a centrocampo, altro che Rocchi col VAR e similari. E quindi continuare con questa illusione, no? Che arriviamo noi e facciamo cambiare le regole a nostro favore, non succederà mai, perché tanto la maggioranza sarà sempre tedesca. Ok, con la base delle regole che ci sono vinciamo noi, non succederà mai, perché la Germania è il nostro competitor. E quindi quando io dico che noi dobbiamo svegliarci e che dobbiamo pensare a fare da soli se nell'Unione Europea ci dicono di no, e lo dice anche, ovviamente lo dice anche Salvini, perché questi sono pensieri che abbiamo condiviso in lunghe notti dove si pensa a come fare le cose migliori per mandare avanti il nostro Stato. Però sono cose che abbiamo inventate anche altre, ne ho inventate anche altre che sono un pochettino più raffinate, ma queste sono proprio la base. Non capisco come faccio a non farlo comprendere da alcuni
nostri che dovrebbero essere al nostro fianco di ottenere questi risultati. Però, come vedi, almeno su questa volta viva forza l'abbiamo fatto, grazie anche a Cagliostro. Adesso che abbiamo fatto il passaggio formale dove gli abbiamo detto scusate, ma se noi facessimo così, ed è arrivato questo geniale Dombrovskis che ci ha detto oh, per carità non facciamo, adesso vediamo, arriverà il nodo al pettine, no? E voglio vedere se penseranno di dirci di no. Io credo che riusciremo a convincerli tutti e alla fine ci sarà lo scostamento di bilancio, non succederà niente, non si apriranno i cieli, non verranno fuori degli angeli con la tromba d'oro, no? Che ci danneranno e ci manderanno nell'inferno, semplicemente avremo qualche soldino per sostenere le nostre imprese, le nostre famiglie di fronte a una crisi oggettiva e di cui non hanno colpa né loro né noi, perché la guerra in Iran non l'abbiamo voluta noi, e quindi il fatto che ci sia uno shock energetico così forte non è certo colpa nostra. A margine, così poi sai dire tu se ci sono poi delle altre domande o messaggi, no, seminari. Avete visto una bella intervista di Salvini che io suggerisco di leggerla, e se non sapete l'inglese ormai guardate che i vostri computer sono con una facilità incredibile, basta andare sul sito in alto a destra sulla finestra che usate per guardare il computer, c'è il menu dove ti dice se vuoi tradurre tutto quello che vedi, quindi basterebbe tranquillamente prenderlo e tradurlo, altrimenti glielo chiedete all'intelligenza artificiale che almeno questo ve lo sa fare. Non chiedetegli per carità come posso diventare famoso ammazzando la gente, no? Seminari che magari ti dice che forse con 3 ce la puoi fare, ma se gli chiedete di tradurre un qualcosa ve la fa benino. E almeno vedete che tipo di intervista ha fatto Salvini a questo sito seguitissimo americano. E meno male che succede così, io qualcosa ne so, anche qui ovviamente il vostro mago di fiducia ci ha messo il suo, insomma, no? In questa intervista fatta peraltro ai tempi delle Olimpiadi, no? E per vari motivi non era stata messa online. Però almeno uno si rende conto, parlando con Salvini, che una cosa è la stampa che ogni giorno fa gara per far credere che sbaglia tutto, che è scemo, no? Cose di questo tipo. Una cosa invece è la realtà dei fatti. È bastato non avere il filtro della nostra stampa di mezzo per far capire a molti americani che qui avevi di fronte un leader con cui oggettivamente sarebbe opportuno confrontarsi e magari lavorare insieme, dato che insomma io penso che nessuno sia così ingenuo da pensare che si possa pensare a un futuro dove noi andiamo in embargo contro gli americani e contro i russi e contro tutti, cioè non funziona semplicemente così, insomma, che a me piacerebbe essere la potenza dove tutti si chinano al nostro confronto. Noi sinceramente non credo che sia al momento nelle nostre possibilità. Noi dovremmo essere amici di tutti, che è una cosa che secondo me è un grosso vantaggio anche come indole degli italiani. Ma se dobbiamo scegliere un alleato, è molto più utile sceglierci come alleato uno che è il nostro cliente, perché comprano la stragrande maggioranza dei nostri prodotti, ed è la prima potenza al mondo. Penso che non guasti, ciò non toglie che io, come ben sapete, sono anche del favore di riallacciare buoni rapporti con la Russia, però al di là di quello, insomma, il nostro primo alleato dovrebbe essere quello lì, ecco, probabilmente più che la Cina
o altre cose che invece non solo non sono nostri clienti, ma sono nostri concorrenti. Cioè Cina e Germania, nostri concorrenti, quindi Germania, quindi Unione Europea, nostri concorrenti, quindi non vogliono il nostro bene. Stati Uniti, nostri clienti, quindi potenzialmente ci andiamo d'accordo. È più basico di così io non so mettervelo, ma è economia di base. Infatti. Senatore, allora qui ci sono un po' di messaggi per lei al 340-670-9659. Borghi, da dove parte l'extra profitto o è solo profitto? Questo lo domanda Maurizio. Poi abbiamo 3 messaggi di Anita. Allora, proposta di riforma Rai, ogni partito deve poter fare il proprio TG. Ci mettiamo Borghi tutte le sere 45 minuti, la Lega vola e abbiamo l'Italia. Non possiamo essere in pochi ad ascoltare Borghi. ArcelorMittal diventerà l'acciaieria italiana di acciaio di qualità? E poi ancora, Borghi non riesce a spiegargliela ai forzisti perché non la vogliono capire perché non sono liberi. Che dice, senatore? Cominciamo dall'ultimo, se uno non è libero capisci bene che, però insomma ci si prova, come tutte le cose, anche quelle che sono più difficili, bene, sono difficili, ci si rimbocca le maniche e le facciamo, insomma. La mia famiglia era del Lago di Como e di mestiere cavavano la pietra, no? Ci sono delle cave sulle montagne del Lago di Como da cui viene fuori la pietra, quella con cui si facevano i muri in secco, si faceva un altro tipo di costruzioni. Ecco, quelli della mia famiglia cavavano la pietra, io così mi metto nella tradizione di famiglia. Ecco, si prende un bel martello, uno scalpello, è faticoso, ogni giorno sembra che tu stai dando una piccola martellatina e figurati te se con questa martellatina faremo mai un muro, faremo mai un ponte, faremo mai una casa, e però alla fine invece si fa. Quindi il mio mestiere è ogni giorno andare a dare un pochettino di martellatine sperando di riuscire a arrivare nella direzione giusta e sperando che ovviamente non vi stufiate prima, perché se vi stufate prima e mandate a casa io sono contento perché torno appunto sul mio Lago di Como a riposare, invece sto nella mia bella casa di Milano, no? Invece che venire qua nella casa dello studente a Roma a farmi un mazzo così. Però insomma mi dispiacerebbe perché insomma se inizia una cosa preferisco provare a finirla, insomma. Dall'altra parte invece arriviamo alle domande degli altri. ArcelorMittal, guarda, ArcelorMittal è uno degli altri che in tutti i modi, no, sono arrivati a nasare nelle nostre acciaierie. La mia domanda era molto semplice. Io più che la questione dell'Ilva di Taranto avevo seguito l'acciaieria di Piombino, no? Per motivi legati ovviamente al mio collegio elettorale, col fatto che poi avevo fatto 3 anni, come vi ricordate, in Consiglio regionale Toscana. A un certo punto le acciaierie di Piombino, che erano storiche, insomma uno dei motori della crescita dell'Italia negli anni 50 e 60, erano state vendute a credo fosse algerino, che faceva conserve marmellate. Io dicevo, ma perché? Perché? Cioè è una cosa che può essere strategica, può essere utile. Perché io devo vendere le mie acciaierie a un algerino che fa le conserve di marmellata? Poi oltretutto, insomma, un algerino che con tutto il rispetto enorme che posso avere per la nazione algerina, non è esattamente un'economia di mercato tale per cui no, tu dici no, tu non puoi intervenire come Stato, no, e poi faccio perché altrimenti è aiuti di Stato e non va bene, contro le regole europee, e poi invece faccio arrivare un algerino. Eppure adesso voi mettetevi un po' nei miei confronti, vedo delle cose che non stanno né in cielo né in terra.
non so, ve l'ho raccontata tante volte, ve la riracconto, probabilmente perché magari c'è qualcuno di nuovo, ma ve la racconto breve. Sempre lì in Toscana avevamo Ansaldo Ferroviaria, che faceva Sì. i vagoni, e faceva i Frecciarossa, tanto per intendersi, no? A un certo punto la parte dei vagoni ferroviari arriva alla regione toscana e ha bisogno di rinnovare le ferrovie locali. In un mondo normale vai dalla tua Ansaldo Ferroviaria di Pistoia e ti fai l'ordine per i vagoni che ti servono e hai della gente che lavora lì e hai risolto il problema. No, perché l'Unione Europea dice che tu devi fare il bando europeo mondiale perché se no altrimenti aiuto di Stato e così questo tipo. Fai il bando europeo mondiale e vince una società della Polonia. E quindi la regione toscana prende, che avrebbe una fabbrica di vagoni e di treni a Pistoia, prende e fa l'ordine dei treni che gli servono alla Polonia, che è un paese che è sussidiato da noi, perché i soldi che arrivano in Polonia da parte dell'Unione Europea sono pagati anche da noi. Quindi noi paghiamo la Polonia in modo tale da poter avere delle fabbriche che fanno delle cose che ordiniamo noi e che in teoria però già avremmo. Allora cosa succede? Succede che la povera Ansaldo Ferroviaria, che non ha più le commesse perché la regione invece di prendere i treni dalla sua fabbrica di Pistoia li deve andare a prendere in Polonia per le regole europee, però comincia ad andare male, guarda caso, no? Strano. Se non posso avere le commesse che normalmente avrei, la società va male. E allora a un certo punto arriva per un tozzo di pane, la compra la Hitachi, giapponesi. Quindi i giapponesi comprano l'Ansaldo Ferroviaria di Pistoia e dopo, perché stava andando male, perché invece di comprare i treni lì la regione li ha comprati in Polonia. Dopodiché, una volta che i giapponesi hanno comprato, allora a quel punto però alle ferrovie a Roma si rendono conto che avevano bisogno di più Frecciarossa, no? E similare, arriva la commessa per fare Frecciarossa a Pistoia, ma nel frattempo l'hanno comprato i giapponesi. Straordinario. Cioè, capite, io vedo queste cose e mi verrebbe da prendere, questo le ho viste in passato ovviamente, non sono più di questo governo, se ci fosse stato questo governo mi sarei dato fuoco da qualche parte a Palazzo Chigi, però il punto che cos'è? Che anche quando se le dovessi vedere adesso, mi dicono, ma sono le regole europee. E allora gli dico, ma allora mandiamo a fanculo questa Europa, no? Se le regole europee sono queste. E saremo meglio. Ma no, perché Forza Italia no, perché sono europeisti. Fratelli d'Italia no, perché ma noi non vogliamo fare cose troppo azzardate, perché sennò poi ci fanno il culo, e invece noi con Meloni riusciremo a far cambiare le regole dall'interno. E il risultato è che tu vedi ancora queste cose qua che vengono fatte e noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera per cercare di riuscire a tenere un po' in pista la baracca, ma un Pistola candida 2 arabi di Gevano, no? E la gente parla solo di quello e quindi tutto il nostro bel mestiere, il nostro bel lavoro che abbiamo fatto per salvare tutti, che dovrebbe essere un po' più importante di chi cacchio ci si mette, no? in un consiglio comunale a Vigevano, invece no, si parla solo di quello e quindi tu capisci che non è facilissimo, scusa lo sfogo, però cioè alla fine questo è. Io come sempre martello in mano, ogni giorno vado al mio lavoro e picchio tic 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 tic, no? Cercando di riuscire a fare bene il muro, anche se ogni tanto arriva qualcuno, fa la cazzata, me fa crollare un pezzo
e pazienza, cioè io mi rimetto lì e ricomincio a costruirlo. E meglio non si poteva dire, senatore. Allora, grazie come ogni sera e ci ritroviamo il 12 di maggio. Certo, e così magari faccio tempo a raccontarvi della Libia che non ho avuto tempo oggi. Perché parlo Molto troppo. bene, molto bene. No, non è parlare Tanto troppo, scappa la anzi. Libia. Grazie, a martedì Grazie, prossimo. arrivederci. Sigla, pausa e poi Lucio Dalla, telefonami tra 20 anni e torniamo. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:33 minuti e 47 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Lucio Dalla, telefonami tra 20 anni, del 1981. Prima però io vi voglio leggere questo comunicato di ieri di aiuto alla Chiesa che soffre, perché è giusto che voi lo sappiate. Allora, Aiuto alla Chiesa che soffre è una realtà che è stata fondata da padre Lardo, padre Werenfried van Straten, lo chiamavano padre Lardo perché lui portava da mangiare nella Berlino del Ponte Aereo nel 1940
48 e si occupa di dare voce ai cristiani perseguitati nel mondo. Sentite un po' qua, gli islamisti riducono in macerie una chiesa storica nel nord del Mozambico. Una chiesa storica di Mesa, nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, è stata ridotta in macerie durante un attacco sferrato da insorti jihadisti il 30 aprile scorso. Secondo le informazioni inviate da fonti locali ad aiuto alla chiesa che soffre, l'attacco è avvenuto intorno alle 16, quando militanti armati hanno fatto irruzione nella parrocchia di San Luigi di Monfort e hanno iniziato a distruggere tutto. La chiesa, gli uffici, la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme, mentre l'asilo è stato vandalizzato. È stata una scena di terrore. Case, infrastrutture, tutto distrutto. La storica parrocchia ridotta in macerie. I civili sono stati catturati, costretti a guardare e ascoltare discorsi di odio, ha scritto il vescovo di Pemba, Monsignor Antonio Pugliasse, in un messaggio ad aiuto alla Chiesa che soffre. La parrocchia di San Luigi di Montfort è stata fondata nel 1946 ed era punto di riferimento importante per la presenza cattolica nel nord del Mozambico, a maggioranza musulmana. La comunità è attualmente assistita da missionari camerunensi che per fortuna non erano presenti quando sono arrivati i terroristi. I missionari sono al sicuro, ma la comunità è ancora sotto shock anche dopo che gli aggressori hanno lasciato la scena al calar della notte. Monsignor Culiasse afferma che i cristiani locali hanno bisogno dell'incoraggiamento della Chiesa universale. Chiediamo attenzione e solidarietà per le vittime di Mesa. Per 9 anni abbiamo visto gli insorti bruciare cappelle e chiese nella diocesi di Pemba, ma la fede del popolo di Dio non brucerà mai, ogni giorno viene ricostruita. L'arcivescovo Inácio Saure di Nampula, presidente della conferenza episcopale mozambicana, ha comunicato ad aiuto alla Chiesa che soffre che gli attacchi contro i cristiani e contro i luoghi di culto cristiani contrastano la nostra cultura di convivenza pacifica tra persone di fedi diverse e la nostra esperienza di vita in pace. Sebbene l'insurrezione a Cabo Delgado si sia inizialmente concentrata su obiettivi militari e statali, negli ultimi anni i terroristi che dichiarano fedeltà allo Stato islamico, cioè all'ISIS per chiarirci, hanno preso di mira specificamente i cristiani. Dal novembre 2017 il conflitto nella provincia di Cabo Delgado ha causato almeno 6.300 morti e sfollato più di 1 milione di persone, colpendo popolazioni di diverse religioni e comunità. In questo più ampio contesto di violenza, secondo Monsignor Culiasse, almeno 300 cattolici sono stati brutalmente uccisi in attacchi mirati, tra cui catechisti, agenti pastorali, fedeli laici, una religiosa italiana, Suor Maria de Coppi. Nel corso dell'insurrezione sono state distrutte almeno 118 chiese e cappelle. Aiuto alla Chiesa che soffre, continua a sostenere la Chiesa in Mozambico oppressa da questa drammatica crisi. I progetti comprendono aiuti umanitari, sostegno psicosociale, la ricostruzione delle infrastrutture. Ecco, ora pensate a Lucoi che in questo paese pretende che ci sia addirittura il riconoscimento del Ramadan come festa nazionale e fatevele voi 2 domande. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, Bonsoir, vai pure. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bene? Ladies and gentlemen, welcome. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti sulle magiche onde di Radio Libertà, in conduzione Antonino Danna. Come va Antonino, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto tranquillo, niente di Nella particolare. Milano da bene. Ma quale Milano da bere? Io tutt'al più Milano e gazzosa, figurati. E quindi la capitale oggi è stata una splendida giornata solare, primaverile, si respira ormai l'aria veramente della bella stagione e dunque io andrei anche con il mio punto, se consenti, una rubrica. Il punto di Michele Caruso, vai! Le ultime notizie che arrivano dicono che venerdì mattina la Premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato USA Marco Rubio a Palazzo Chigi. Un primo tentativo di disgelo dopo la frizione della settimana passata. Al centro dell'incontro tra Roma e Washington la guerra in Iran, la riapertura del traffico commerciale dello stretto di Hormuz, il Yasser, Gaza e il Libano. Il clima però resta teso, Meloni mantiene le distanze da Trump e commenta così la minaccia di ritirare i militari americani dalle basi europee, una scelta che non condivide. L'Italia ha sempre mantenuto tutti gli impegni sottoscritti, particolarmente in ambito NATO, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. Mentre proseguono le indagini dell'Interpol e si attende il responso della Procura di Milano
atto di istanza di grazia nei confronti di Nicole Minetti. L'attenzione sembra essersi in parte spostata sulla vis polemica, in cui Jacques è stato mosso, lontano da ogni forma di hubris e qualsivoglia rock, nella specifica tra il giornalista conduttore di Report, Silvio Ranucci, e il ministro di giustizia, il guardasigilli Nordio. E così il conduttore di Report si è scusato per aver diffuso una notizia non verificata e poi rivelatasi falsa sulla visita del guardasigilli in Uruguay. A quanto si apprende da fonti di Arenula, Nordio non lo querelerà. E dunque gli attacchi nei confronti del Santo Padre, capo di guida spirituale della Chiesa Cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ribadiscono il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del valore della vita umana, della libertà, una visione che condivide anche il nostro governo, impegnato attraverso la diplomazia a garantire stabilità e pace in tutte le aree dove ci sono conflitti. E così ne parlava il ministro degli esteri della Farnesina, scrivendo lo tweet Antonio Tajani. Il ministro degli esteri si riferisce all'intervista di Trump a Salem News Channel, in cui il Tycoon ha detto che pensa che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Lui pensa che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. È di Chicago, deve imparare parecchie cose, è di Chicago. E ancora Cosetto, il ministro della difesa, Guido Cosetto, ha diffuso un chiarimento sulle dichiarazioni fatte oggi, in cui aveva parlato di navi che dovranno andare ad Hormuz e di persone che oggi pensavano di stare a casa, che saranno imbarcate ed andranno a migliaia di chilometri di distanza e le loro famiglie lo sapranno magari domani mattina. Cosetto ha specificato il riferimento alla partenza di unità navale e al coinvolgimento delle famiglie e del personale era esclusivamente un esempio volto a sottolineare il livello di sacrificio, la riduzione e la prontezza operativa delle nostre forze armate. Poi ha attaccato le opposizioni che avevano sollevato polemiche. Mai si sarebbe aspettato che parole pronunciate con l'intento di valorizzare il servizio delle nostre donne e dei nostri uomini in uniforme potessero essere strumentalizzate a fini politici. E ha ribadito: nessuna unità della Marina Militare è partita né in procinto di partire verso l'area dello stretto di Hormuz. Un eventuale impiego potrà avvenire esclusivamente a seguito della cessazione delle ostilità e previa autorizzazione del Parlamento. E poi ci sono tante vicende che comunque parlano che la nuova linea di Meloni su Trump non è svolta diplomatica ma un calcolo elettorale. Così a Tagadà sulla 7 Maria Elena Boschi, intervistata da Tiziana Panella, dove interviene spesso anche l'egregio direttore Giovanni Sallusti di Libertà. E poi si parla di Valditara, che nella scuola non devono più esserci stagioni di blocchi contrattuali, per non parlare anche di una manifestazione di sciopero il 6, 7, 8 maggio sarebbe stata indetta dai Cobas e dall'USB. Comunque poi si parla anche molto della Schlein, che dice che le dispiace per la Madia ma non pensa ci sarà un esodo all'interno del Partito Democratico. Comunque si parla anche della Schlein, che sempre su Tagadà alla 7 intervistata dice che la proposta delle leggi elettorali del centrodestra è ricevibile. Per lei la proposta non può assolutamente essere soddisfacente, e che comunque il PD è il perno dell'alleanza progressista e continuerà ad essere un partito popolare orgoglioso di tutte le radici culturali che hanno dato vita a questo partito e che continueranno in maniera esclusiva a cercare di costruire l'alleanza progressista. Allora, Michele Caruso, nel salutarti, Antonino ti chiede un tuo parere su tutto ciò. Da Michele Caruso, grazie e buona serata a tutti. Grazie a te. Mi tengo solo sulla questione delle nostre navi da guerra. Vi informo che oggi pomeriggio il Fulda ha lasciato la base di Kiel. Direte voi, chi se ne frega? E no, ve ne frega, perché il Fulda è un cacciamine della Marina Militare tedesca. Kiel è il loro arsenale, l'equivalente di Taranto. Sapete che ordini ha il Fulda? Il Fulda ha ordini di attraversare lo stretto di Gibilterra e di incrociare nel Mediterraneo in attesa che termini il blocco dello stretto di Hormuz, per poi essere in grado di infilarsi nel canale di Suez e arrivare il più presto possibile a Hormuz e iniziare le operazioni di sminamento. Ecco, vedete,
Trump fa molte parole. L'altro giorno ha cazziato pesantemente Merz dicendogli che dovrebbe preoccuparsi di gestire la Germania e di occuparsi dell'immigrazione anziché dare lezioni a lui. E come vedete, stranamente, oggi pomeriggio il cacciamine Fulda, che pesa 650 tonnellate ed è fatto d'acciaio amagnetico e ha 41 militari d'equipaggio, 41 marinai, ecco qua che ha messo in moto i suoi diesel, l'MLM alla velocità di 18 nodi, perché va quanto un peschereccio più o meno, e pian pianino nel giro di una decina di giorni arriverà nel cuore del Mediterraneo, pronto a farsi una ventina di giorni di mare fino allo stretto di Hormuz. Vedete, tante volte con uno come Trump basta il gesto. Sarebbe bastata una telefonata a dire: vedi che il cacciamine te lo mandiamo noi, non ti preoccupare. E quello avrebbe risposto: no, Giorgia, non ho bisogno, grazie, ma era importante. E poi se ne sarebbe andato in televisione dicendo: Giorgia Meloni, grande alleata, Italia, grande paese, noi non abbiamo amici in Europa tranne l'Italia. È un uomo fatto così. Ma noi abbiamo preferito metterci con Macron e con Merz, il quale adesso scavalca tutti quanti, fotte tutti quanti sul tempo e manda il cacciamine nel Mediterraneo, pronto a balzare su Suez e dirigersi su Hormuz. E il prezzo ok per il signor Friedrich da Berlino. E con questo noi abbiamo terminato. Ci salutiamo con Samuele Bersani, Frick del 1994. Appuntamento giovedì alle 18:15 sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.